Salve a tutti, sono Riccia Luigi, sono una prima nazionale con un Elo FIDE di 1921 punti Elo al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi 30 gennaio 2015. La mia email è vivagiscacchi@virgilio.it. Chiunque può scrivermi per correzioni, critiche, suggerimenti, ciò che volete, sarò lieto di rispondere. Questo è il terzo video, della trilogia dedicata al scacchista tedesco Klaus Junge. In questo terzo video, dopo che abbiamo visto che nel primo video abbiamo parlato della biografia di Jung, nel secondo abbiamo visto 3 partite di Jung con i pezzi bianchi, in questo terzo e ultimo video analizzeremo 3 partite di Klaus Junge con i pezzi neri. La prima partita, che devo necessariamente farvi vedere, è quella che ho chiamato l'immortale di Jung, perché è la partita più famosa in assoluto di Klaus Junge, perché batté l'allora campione del mondo Alexander Alekhine al terzo turno del torneo di Salisburgo l'11 giugno 1942. Analizziamo la partita. Diciamo così, per onore storico, che il controllo del tempo era previsto in 32 mosse per 2 ore più 16 mosse per ogni ora successiva. Allora, Jung gioca coi pezzi neri, quindi mettiamoci dalla visuale di Jung. Alekhine apre D4, Jung risponde D5, C4 e 6. Partita ortodossa, difesa ortodossa. Cavallo C3, qui diciamo la classica ortodossa, e cavallo F6. Invece Jung decide di giocare C6, il cosiddetto triangolo pedonale. Fin qui, diciamo, come nella partita Jung-Kottnauer che abbiamo analizzato nel video 2. Qual è la peculiarità di questa mossa? È che il nero ha lo svantaggio che permette al bianco di giocare l'insidioso gambetto Marshall E4 che appunto giocherà Alekhine in partita. Però d'altro canto il nero con questa mossa C6 minaccia di giocare D per C4 e poi di tenersi il pedone con la spinta B7, B5. Qui Alekhine, da par suo, gioca il cosiddetto gambetto Marshall, che fu giocato per la prima volta appunto dal grande campione americano Frank James Marshall agli inizi del 1900, ed è un gambetto di stile aggressivo, appunto adatto a giocatori come Marshall, che era un giocatore aggressivo, o ad Alekhine, che è stato probabilmente uno dei più grandi attaccanti della storia degli scacchi. Dopo E4, Jung cattura N4, cavallo per E4, alfiere B4, fin qui tutto teorico. Qui Alekhine sceglie il seguito meno incisivo, cavallo C3, infatti io ho segnato come mossa dubbia. Il punto critico, il punto nodale della variante è alfiere D2, che permette al nero di guadagnare un pedone con donna per D4, però dopo alfiere per B4, donna per E4 scacco, il bianco ha la coppia degli alfieri e diciamo che allo stato attuale, per quel che ne so io, la teoria non ha ancora dato un giudizio definitivo di questa variante. Fatto sta, diciamo, che la possono adottare giocatori col bianco molto aggressivi, intraprendenti, mettiamola così. Alekhine invece gioca il seguito meno incisivo, cavallo C3, a cui Jung replica correttamente con la spinta in C5, che secondo la teoria delle aperture dà già la parità al nero. Però chiaramente parità non significa che la partita sia piatta, livellata, semplice da giocare, comunque ci sono complicazioni, però il nero ha già raggiunto una partita buona, diciamo. Alekhine gioca alfiere 3, mettendo in comunicazione donna e torre e premendo sul pedone C5. Jung risponde con donna A5, attaccando il cavallo C3, diciamo tra virgolette, e schiodandosi dalla diagonale per evitare il cambio delle donne e inoltre controllando anche il pedone C5. Naturalmente si poteva giocare tranquillamente cavallo F6, un po' più, diciamo, urbana, e il nero non deve tentare, non deve aver paura di scacchi del genere donna 4, perché dopo cavallo C6 non c'è nulla, se ad esempio il nero spinge il D5, Jung prima cambia in C3, poi prende e non c'è nulla per il bianco, quindi cavallo F6 era un'alternativa più urbana, giocabilissima. Comunque Jung sceglie donna A5. A questo punto Alekhine gioca cavallo G2, difendendo il cavallo e minacciando A3, perché in quel caso Jung sarebbe costretto a cedere la coppia degli alfieri non scomponendo, non scompigliando la struttura pedonale del bianco, il che quindi Alekhine avrebbe avuto un vantaggio. Infatti Jung corre subito ai rivali.
cambia in D4. Naturalmente Alekhine deve prendere o con l'alfiere o con la donna, perché la presa di cavallo è perdente dopo la semplice alfiere per C3, sceglie di prendere con l'alfiere, secondo il noto principio che al centro bisogna ricatturare col pezzo di minore importanza. Dopodiché Jung si sviluppa con alfiere cavallo F6, naturalmente a questo punto ad Alekhine non conviene prendere in F6, perché è vero che scompaginerebbe la struttura pedonale del bianco, però il nero avrebbe la colonna G semiaperta dove mettere la torre H8, inoltre il pedone F6 controllerebbe 5 e il bianco si priverebbe della coppia degli alfieri con un centro aperto, quindi è sconveniente, infatti Alekhine non la gioca. Gioca A3, a questo punto Jung deve battere ritirata, perché il cambio alfiere per C3 non avrebbe senso. Dopo la semplice alfiere per C3, il nero scriverebbe dell'alfiere camposcuro, che è importante in questa variante perché controlla importanti casi. Quindi Jung torna indietro. Questo punto Alekhine poteva giocare B4 senza nessun problema, però la rimanda, tanto B4 non scappa e gioca cavallo G3. Jung gioca cavallo G6 minacciando l'alfiere D4. Alekhine prima spinge in B4 facendo la donna nera che si ritira in C7, dopodiché chiaramente toglie l'alfiere, non ha interesse a cedere la coppia degli alfieri, per il discorso che ho detto prima, che in posizioni con questo tipo di centro la coppia degli alfieri è più forte di alfiere e cavallo. A questo punto Jung si sviluppa, quindi prima Rock, Alekhine fa la stessa cosa, gioca alfiere 2, a questo punto Jung gioca B6 perché capisce che lo sviluppo migliore della C8 è lungo la grande diagonale bianca H1 A8. A Rocco alfiere B7. Qui Alekhine inizia un piano di gioco, visto che ha completato lo sviluppo, deve decidere che cosa fare. E sceglie un piano di gioco un po' velleitario, non buono. Cosa gioca? Gioca cavallo B5, perché intende provocare Jung a giocare la spinta in A6 per attaccare successivamente ciò che lui ritiene essere una debolezza in B6. Ma in realtà il punto B6, come vedremo, non si dimostra una debolezza, quindi l'idea di Alekhine è errata. Certo, cavallo B5 non è perdente, ma concede al nero di avere una tranquilla parità. E la più forte F4, che controlla la casa 5, in alcune varianti minaccia la spinta in F5, una mossa quando meno più aggressiva anche nello spirito di Alekhine. Dopo cavallo B5, chiaramente Jung deve spostare la donna. Alekhine gioca una mossa abbastanza strana, donna C1, che non si capisce perché non minaccia nulla lungo questa diagonale. Comunque, donna C1. A questo punto Jung la gioca A6, ritenendo correttamente che non c'è nessun problema sull'ala di donna per lui. Alekhine qui sopravvaluta la sua posizione e gioca la dubbia cavallo C3. Avrebbe dovuto giocare cavallo D4 restando in lieve vantaggio grazie alla maggioranza pedonale sull'ala di donna, che chiaramente non va vista come vantaggio a sé stante. Non è che uno scacchista ha la maggioranza sull'ala di donna e ha partita superiore, bisogna sempre vedere come sono collocati gli altri pezzi, ma in questa posizione in cui non c'è null'altro da osservare in particolare, la maggioranza sull'ala di donna del bianco sarebbe stata superiore. Il bianco avrebbe avuto infatti un leggero vantaggio. Dopo cavallo C3 Jung torna in C7 mettendo in comunicazione le torri. E qui Alekhine gioca la mossa coerente, quella per cui ha giocato prima cavallo C3, però coerente ma inferiore. Gioca cavallo A4 attaccando B6. Jung non ha difficoltà a parare questa minaccia, tant'è vero che gioca una mossa che esiste anche in molte varianti della siciliana, cavallo D7, che è ottima, perché non solo protegge B6, ma controlla le case E5 e C5 e libera la casa F6 per l'alfiere, dove potrà, controllare la grande diagonale scura. Alekhine qui gioca una forte mossa, attiva la torre in D1, minacciando il colpo tattico, di questo lui era superbo maestro, torre per D7 e poi cavallo per B6, di fatto vincendo. Ma Jung chiaramente vede questa cosa e gioca cavallo C e 5. Non solo para la minaccia del bianco, ora torre per D7 non avrebbe senso, perché il nero semplicemente giocherebbe cavallo per D7, ma Jung minaccia donna C6, attaccando contemporaneamente il cavallo A4 in difesa e minacciando matto in G2, quindi Alekhine nella migliore delle ipotesi doveva dare un cavallo gratis. Alekhine vede questa cosa e gioca F3, sperando di far picchiare l'alfiere B7 sul granito. Chiaramente Alekhine sa, essendo campione del mondo, che si indebolisce dopo la spinta F3 la diagonale G1,
A7, ma correttamente ritiene che ciò non è grave perché gli dispone dell'alfiere delle case scure dell'alfiere 3 addirittura già su questa diagonale. A questo punto Jung comincia a attaccare il lato di donna del bianco spingendo in A5. Alieghi, per proteggere il pedone B4, gioca donna B2, Jung cambia, dopodiché Alieghi gioca alfiere F6 mettendo i raggi X, donna e torre. Qui chiaramente Alieghi deve spostare la donna e gioca donna B3, che è una mossa dubbia. Qui la continuazione più forte era semplicemente alfiere D4. A mio parere Alieghi gioca donna B3 perché non vuole giocare per la patta, vuole giocare per vincere. Però in questa posizione era meglio giocare alfiere D4. E dopo cavallo per C4, alfiere per C4, donna per C4, cambio in F6, cavallo per B6, torre per A1, torre per A1, donna B5, donna D4, la posizione sarebbe stata oggettivamente pari, quindi probabilmente sarebbe finita patta. Dopo donna B3, lui gioca una mossa fortissima, degna di un forte maestro, B5. Perché è forte questa mossa? Perché innanzitutto scompagina il lato di donna del bianco, sfrutta il fatto che il bianco non può spingere in C5 perché è attaccato il cavallo A4 e inoltre, siccome il pedone C4 non può rimanere là, Jung si assicura la casa D5. Infatti Alieghi deve giocare C per B5, quindi già questi due pedoni sul lato di donna sono deboli, non hanno un grosso futuro. Qui Alieghi gioca alfiere D5, Jung gioca alfiere D5 e Alieghi capisce che strategicamente è stato superato, quindi cerca di complicare il gioco sacrificando la qualità. Dopo E per D5 gioca torre C1 attaccando donna nera, chiaramente non si può giocare donna per D5 perché dopo cavallo F3 di fatto Alieghi avrebbe dovuto abbandonare. Dopo torre C1 Jung gioca cavallo C4 fregandosene di cedere questo pedone, d'altronde ha la qualità in più e catturerà facilmente i due pedoni sull'ala di donna. E infatti dopo alfiere per C4, D per C4, torre per C4, Jung gioca donna E5 centralizzando la donna. Quindi diciamo assume un atteggiamento aggressivo che è da ammirare, quindi è da ammirare sia la continua ricerca dell'iniziativa da parte di Jung, sia la precisione e la strenua resistenza di Alieghi, d'altronde non per niente era il campione del mondo. Qui Alieghi gioca cavallo C5 e naturalmente Jung non prende in C5, sarebbe stato un errore madornale perché dopo B per C5 il bianco avrebbe vinto con due pedoni passati uniti sull'ala di donna, ma gioca cavallo B6 facendo ritirare la torre. Alieghi torna indietro con la torre C1 e Jung attiva il cavallo, quindi in questa mossa il cavallo nero si è attivato. A questo punto Alieghi si rende conto che il cavallo G3 fa una bella presenza scenica ma non serve a niente e quindi lo porta in E4. Jung cambia il cavallo E3, l'alfiere 3, anche perché si rende conto che l'alfiere 3 protegge l'importante diagonale G1 A7. Dopo donna per E3, torre A1 e cambia forzatamente anche l'unica torre superstite del bianco. Alieghi torna con la torre in F1 onestamente e Jung senza fretta gioca prima torre D8 attivando l'ultimo pezzo che aveva il cosiddetto principio dell'attivazione del pezzo peggiore, cioè nella posizione si guarda qual è il pezzo che fa meno, che svolge meno gioco e si cerca di migliorare la sua posizione. Ecco, per la serie migliora il pezzo peggiore. Dopo torre D8, cavallo per F6, donna per F6 e Alieghi disperatamente spinge in B6. A questo punto Jung cambia in F1 e poi cambia in B6. È chiaro che il pedone B4 non ha un lungo futuro, però nonostante ciò la vittoria non è semplice, perché anche dopo aver catturato il pedone B, è vero che Jung probabilmente arriverà come poi accadrà in un finale torre contro cavallo, però ci sono tre pedoni sullo stesso lato, quindi la vittoria non è così facile da ottenere, specie se dall'altro lato della scacchiera c'è Alieghi. Alieghi gioca donna E4 e Jung gioca scacco, re F2, torre 8, donna D4. A questo punto Jung inchioda ai raggi X la donna B6 e Alieghi capisce che per non avere guai peggiori conviene che cambia le donne, sperando che con il cavallo centralizzato e la spinta in B5 riusciva a ottenere la patta. Ma Jung gioca bene, Jung gioca torre B8, non solo cambiando le donne forzatamente, ma guadagnando anche forzatamente il pedone B. E infatti dopo donna per B6, torre per B6, G4, ecco che cade finalmente
il pedone. Questo è il degno coronamento alla 24esima mossa del nero, cioè la spinta in B5. A questo punto segue un lungo finale complicato, cavallo C5, F6. È chiaro che Jung per vincere la partita deve attivare il re G3, re F7, cavallo D3, torre D4. È chiaro che Jung cerca di mantenere la torre in posizione centrale, cavallo F4, torre C4, H4, torre C5. Ora va da sé che in questo tipo di finale il nero deve cercare di conservare tutti e tre i pedoni sulla scacchiera, il bianco deve cercare di cambiare quanti più pedoni è possibile, appunto per sperare di salvarsi nel finale. Cavallo H5. Qui probabilmente il sacrificio torre per H5 Aliekin ha valutato che non era vincente, la stessa cosa dicasi per Jung, quindi Jung gioca G6, cavallo F4, re E7, H5. Qui Aliekin cerca di cambiare i pedoni, ma Jung ovviamente non glielo permette e spinge in G5. Dopo cavallo E2, torre C4, qui Aliekin ha indietreggiato con il re F2. Io francamente non so perché non abbia giocato F4. Così, a occhio, a intuito, mi sembra che almeno un paio di pedoni li avrebbe cambiati Aliekin. Fatto sta che gioca re F2. A questo punto Jung chiaramente attiva il re, cavallo G3, puntando alla casa debole F5. Jung continua ad avanzare il re, cavallo F5, re F4, ovviamente minaccia torre C2 per far indietreggiare il re e catturare praticamente tutti i pedoni sull'ala di re. Aliekin non lo permette, cavallo E3, torre C5, cavallo G2 scacco e deve tornare indietro Jung. Cavallo E3, re D4, chiaramente sceglie un'altra strada Jung, visto che la strada per F4 non è buona. Cavallo D1, torre C1, cavallo E3, torre C5. Diciamo i due giocatori stanno un po' cincischiando, però è chiaro che prima o poi la posizione di Aliekin dovrebbe crollare. Cavallo D1, re D3, indicando al controllo della casa E2. Cavallo E3, torre 5, qui già si mette sulla colonna E, deve spostarsi il cavallo, torre 2, ecco che la casa E2 è stata presa. Re G1, torre A2. Ora il re bianco è praticamente murato in un angolo, il cavallo è passivo, mentre invece il nero è re a T, quindi è chiaro che Aliekin avrebbe potuto anche abbandonare. Comunque spinge H6, non si sa bene sperando in cosa, magari in uno stallo, o che con un miracolo questo cavallo verrà a mangiare il pilone H7 e avere controgioco per andare a donna. Comunque re A2, minacciando torre A1 e catturando il cavallo. Re G2, se il cavallo H2 seguiva semplicemente il re E3, re H1, il cavallo F1 scacco seguiva il re per F3 vincendo. Dopo re H1, re F2 e il nero vince. Quindi dopo re G2, un giocatore B2, cavallo G3 scacco, re E3 scacco, re H3 e re per F3. A questo punto diciamo è finita perché cadono i pedoni sull'ala di re. Aliekin gioca cavallo H5 e qui Jung semplicemente ritira la torre in B6 per proteggere il pedone F6 e Aliekin finalmente abbandona. Quindi una bella partita giocata da Jung sia sul piano strategico sia in apertura, perché ha giocato bene, ha spinto in C5 e ha sviluppato i pezzi in maniera corretta, sia nel mediogioco con la bellissima spinta in B5, con la 24esima mossa della spinta in B5, prendendosi la casa D5 e scompaginando l'ala di donna del bianco, sia il finale. Ha giocato un bel finale con torre contro cavallo, con alfieri sullo stesso lato, che non era proprio banalissimo vincere. Ora vabbè, a posto di donna B6 si può giocare anche torre G2. A questo punto il bianco è forzato, visto che il re non si può muovere, deve giocare o cavallo per F6 o cavallo G7, chiaramente cavallo G3 segue torre per G3 scacco, diciamo supponendo cavallo per F6, torre G1 minacciando matto, dopo re H2, torre per G4 e la partita diciamo è conclusa. Quindi questa diciamo è la partita più nota sicuramente di Jung, non certamente la più bella che ha giocato, perché abbiamo visto un paio di belle partite nel video 2 quando aveva i bianchi, ma certamente la più importante, perché battere il campione del mondo in carica non è cosa
da tutti i giorni. Vediamo la seconda partita. La seconda partita gioca nel 1939, quindi a 15 anni, a Lübeck, nel torneo di Lübeck di cui abbiamo parlato nel video 1 della biografia, e gioca contro un certo Brash, chiaramente Jung ai neri. Allora la partita inizia con D4, D5, cavallo F3, E6, alfiere F4. Praticamente il bianco gioca un London System, un sistema di Londra. Cavallo F6, E3. A questo punto dal sistema di Londra si è passati in un sistema colle in cui il bianco ha sviluppato l'alfiere F4 subito, diciamo prima della spinta in E3. C5 e C3, queste sono tutte mosse teoriche del sistema colle. Cavallo C6, alfiere D6, io giustamente gioco alfiere D6 per contestare l'alfiere F4 e quindi controllare anche la fase 5, quindi il bianco gioca una piccola imprecisione, alfiere G5. Erano migliori sicuramente o alfiere G3 con l'idea di prendere col pedone H e non arroccare o arroccare tardi per attivare la torre sulla colonna H, o semplicemente anche alfiere per disegno, secondo me migliori rispetto alla dubbia alfiere G5. A questo punto Jung arrocca, cavallo B2, mossa classica diciamo del colle che tende a spingere in E4, ma Jung a questo punto subito si attiva al centro giocando E5, cosa che fa intelligentemente dopo aver arroccato, perché è chiaro che col centro tendente a essere aperto è meglio avere il re arroccato, perché al centro non è una buona norma. Questo Jung l'ha capito e l'ha fatto. Brash vedremo che perderà proprio per questo motivo, per lasciare il re al centro. Ora Brash invece di giocare la tranquilla D per E5, cavallo per E5, cavallo per E5, alfiere per E5, cavallo F3 con parità, si incaponisce nel voler complicare e quindi spinge in E4. Jung qui commette un errore, gioca C per D4, era meglio E per D4 aprendo subito la colonna E per la torre dove c'è il re bianco. Però questo errore, questa imprecisione non la sfrutta Brash. Gioca C per D4, era meglio giocare E per D5, D per C3, B per C3 con lievissimo vantaggio del bianco. Chiaramente dopo C per D4 Jung adesso non si fa sfuggire l'occasione. Gioca E per D4, aprendo diciamo la colonna E, facendo in modo che la colonna E sia semiaperta. E qui Brash gioca un errore. Non si rende conto probabilmente della criticità della sua posizione e gioca A3. Probabilmente aveva paura del salto in B4, che però, diciamo, a parte forse cambiate l'alfiere D3, ma non era neanche certo perché si poteva giocare alfiere B1, non gli avrebbe dato grossi problemi. Naturalmente, neanche a dirlo, avrebbe dovuto arroccare. Dopo A3 Jung interroga l'alfiere H4, è chiaro che dopo alfiere per F6, donna per F6 si vede subito che il nero è in posizione superiore, ha un chiaro vantaggio. Dopo alfiere H4 Jung commette qui un'imprecisione, diciamo, gioca cavallo E5, era meglio giocare G5, dopo E per D5, torre 8 scacco e F1, cavallo per D5, alfiere G3 e il bianco ha un chiaro vantaggio, visto la posizione del re F1 e della torre H1. Ci gioca cavallo E5 permettendo a Brash di cambiare un paio di pezzi. Qui Brash ancora si incaponisce nel non voler arroccare, era meglio chiaramente arroccare, e gioca cavallo F3 e Jung lo punisce giocando D per E4, acquisendo praticamente il gioco superiore. Ora Brash gioca alfiere per E4, non dava niente cavallo per E5 perché c'era lo scacco intermedio donna 5 scacco, appunto reso possibile dal fatto che il re è ancora a centro, donna D2, donna per E5 e il nero ha un chiarissimo vantaggio. Dopo alfiere per E4 Jung non gioca ancora al meglio, gioca torre 8, era meglio fare G5, arrocco, cavallo per E4, cavallo per E5, C per H4, torre 1 e di fatto il nero ha un pezzo in più, quindi era migliore G5. Jung gioca torre 8, cavallo per E5, donna 5 scacco, ottima mossa perché il re è ancora al centro e a questo punto Brash si rende conto che non può giocare donna D2, per la semplice donna per D2, re per D2, cavallo per E4 scacco e il nero ha vinto, quindi deve giocare re F1 e dopo cavallo per E4 il nero ha vantaggio decisivo, non solo perché ha un pedone in più, ma anche perché il bianco ha un re in posizione penosa, una torre H1 che non gioca
Il cavallo E5 al momento è sospeso, quindi la posizione oggettivamente è inferiore. Dopo cavallo C4, Jung inchioda il cavallo con donna B5. A questo punto Brash gioca B3, difendendo il cavallo con P2. Donna per D4, Atasì che perdeva subito per il colpo tattico, donna per C4 scacco, donna per C4, cavallo D2, G1, cavallo per C4 e il bianco può tranquillamente abbandonare avendo un pezzo in meno. Dopo B3, Jung non ha fretta di catturare il pedone B3, ma semplicemente sviluppa l'ultimo pezzo, alfiere 6 attaccando il cavallo C4. Qui Brash gioca donna D3. Altre mosse non lo avrebbero salvato, perché su H3 seguiva il cavallo C3, donna per D4, donna per B3 con posizione vinta per linee. Oppure dopo H3, cavallo C3, se non gioca cavallo C3, poteva anche giocare alfiere per C4, B per C4, donna per C4, re G1 e il nero ancora posizione superiore, pezzi meglio sviluppati, pedone in più passato e difeso, torri già in comunicazione, quindi in posizione orrenda per il bianco. Dopo donna D3, Jung gioca un meraviglioso colpo tattico, donna per B3. Questo colpo tattico dà inizio ad una combinazione. Il motivo è la penosa posizione del re bianco, il tema è l'attacco doppio a re e donna. Ora, qui vorrei un attimo divagare brevemente per effettuare una piccolissima polemica con alcuni istruttori di scacchi, con alcuni maestri che sconsigliano a giocatori deboli, diciamo ecco da seconda nazionale in giù, di leggere libri vecchi, libri classici, come ad esempio il libro di Romanovsky, Il centro di partita, edito da Mossia, in cui si possono trovare concetti di combinazione, tema, motivi, attacchi e tutto il resto, quindi io lo consiglio, è un ottimo libro che ho nella mia biblioteca di scacchi. Ho un altro libro ottimo, è il libro di Kotov, Pensa come un grande maestro, uno della trilogia, Pensa, gioca e allenati come un grande maestro, o anche, perché no, il libro di Nimzowitsch, Il mio sistema, che è chiaro, sono libri datati, quindi gli scacchi sono andati avanti, hanno trovato cose nuove, ma sono sempre libri ottimi, soprattutto per giocatori di forza non eccelsa, quindi perché insegnano gli scacchi in maniera classica, insegnano le combinazioni, insegnano i concetti fondamentali che ogni scacchista deve conoscere. Quindi io li consiglio personalmente. Non so perché molti istruttori sconsigliano e pretendono di far partire i ragazzi da libri che scrivono Carlsen o altri gran maestri fortissimi. Io consiglio di partire dai classici, però è una mia opinione, ripeto. Allora, dopo donna per B3 non c'è altro che donna per B3 e qua Jung chiaramente fa una combinazione spettacolare. Alfiere per C4 scacco, donna per C4, cavallo D2, re G1, cavallo per C4. Qui chiaramente game over, perché il bianco ha un re che è in una posizione pessima, torre H1 che non gioca, ha 2 pedoni in meno, quindi Jung infatti vinse in poche mosse. Vediamole giusto per onore di filo. F3, torre 2, adesso entra anche in seconda traversa, alfiere F2, D3, Jung subito cerca di portare questo pedone a donna chiudendo la pratica, G4, D2, re G2, ecco adesso finalmente il re bianco è riuscito a trovare una sistemazione dignitosa, però oramai la partita è finita, quindi poco bene per lui. Cavallo E3, chiaramente si poteva anche giocare torre di 8, si può giocare praticamente di tutto in questa posizione, cavallo E3 scacco, re G3, D1 donna, e a questo punto giustamente il bianco abbandonò. Questa partita fu giocata da Jung a 15 anni, a Lübeck, nel profondo nord della Germania. Vediamo l'ultima partita, in cui Jung aveva i pezzi neri, giocata contro Renstab a Monaco di Baviera al 10° turno nel 1949. L'inizio è sempre la stessa apertura che ha giocato contro Allegri, quindi chiaramente non la commento. A questo punto però Renstab gioca E3, una mossa che giocò anche Jung con i bianchi, che abbiamo visto nel video 2. Gioca una mossa più posizionale rispetto al Gamberto Marshall E4. A questo punto era interessante notare che Jung poteva giocare F5, lo stupido, un difesa olandese
variante Stonewall, muro di pietra. Perché? Perché con la spinta in E3 il bianco si è compromesso, nel senso che non può portare questo alfiere C1 in F4 o in G5, invece diciamo nello Stonewall portarlo è ottima cosa, quindi F5 sarebbe stata una buona mossa da un punto di vista della teoria delle aperture, ma evidentemente Jung non vuole giocare la risalente olandese, gioca la tranquilla e classica cavallo F6, dopo cavallo F3, cavallo B di 7, alfiere D3, Jung gioca la mossa, diciamo, considerata più forte, la variante di Merano, D per C4, alfiere per C4, B5 e qui Renstam gioca alfiere 2. La più frequente è alfiere D3, però si gioca anche alfiere B3. Comunque alfiere 2 una variante giocabilissima, non è certamente infinita. Qui esistono B4 o alfiere B7, Jung gioca A6 difendendo il pedone B5 e chiaramente riservandosi la possibilità di spingere in C5. Qui Renstam gioca una mossa insomma un po' inferiore, era migliore giocare sia a Rocco o E4, gioca A4. Jung chiaramente gioca a B4 cacciando il cavallo, che deve andare in B1, non può andare in E4 perché c'è il cavallo F6. E a questo punto può giocare o alfiere B7 o la mossa che gioca in partita, la spinta in C5. Renstam, il bianco, arrocca, alfiere B7, cavallo BD2 mirando alla casa debole C4, alfiere B6. Chiaramente Jung porta questo alfiere delle case scure un'importante diagonale H2 B8. Cavallo C4, alfiere C7, dove controlla anche la casa B6 da possibili incursioni del cavallo, in alcune varianti anche la casa 5. Qui sbaglia Renstam, gioca alfiere D2, era meglio giocare a 5 comprimendo il lato di donna del nero e avendo anche possibilità in futuro con la casa B6. Fatto sta che gioca alfiere D2 e Jung non si lascia certo sfuggire l'occasione per giocare a 5, proteggendo il pedone B4 e diciamo impedendo l'espansione al bianco sull'ala di donna. Ora notiamo che nelle prossime mosse Jung farà massima attenzione alla casa C5, infatti torre C1, il nero guarda la casa C5, Jung gioca cavallo 4 che guarda la casa C5. Renstam non vuole cedere l'alfiere camposcuro e gioca alfiere 1, Jung torre C8 che guarda la CX la casa C5. A questo punto il bianco decide di cambiare pezzi, cavallo C2, cambio, donna E7, ancora una volta si sposta dalla colonna D e guarda la casa E5, cioè minaccia la spinta in E5 così la può controllare, sia guarda direttamente la casa C5. Renstam cambia, cavallo per C5, scacco, probabilmente il bianco credeva che dopo questa mossa andava in vantaggio, in quanto il bianco non può arroccare, ma Jung giustamente capisce che può arroccare tranquillamente in maniera artificiale, senza problemi, e infatti dopo cavallo D4, G6, F4, Jung gioca la tranquilla di G7, ha praticamente arroccato artificialmente. Alfiere 1, torre H D8, Jung attiva al massimo i suoi pezzi. Donna G4, il bianco intende attaccare sull'ala di Re, alfiere B6, qua Renstam sbaglia, gioca alfiere H4. Era vincente F5, perché cosa fa? Chiaramente non si può prendere il pedone, perché dopo cavallo per F5 cade la donna, visto che il pedone G6 è inchiodato. Quindi che poteva giocare Jung? H5, seguiva donna G3, cavallo 4, donna E5 scacco, F6, donna per 6, con netto vantaggio, probabilmente decisivo, del bianco. Invece il bianco gioca alfiere H4, Jung si difende con F6, adesso spinge in F5, Renstam, però ora è tardi, perché Jung non si lascia pregare per sacrificare la qualità, visto che il cavallo D4 è in una posizione ottimale e va chiaramente cambiato a tutti i costi. Naturalmente va da sé, non si può giocare per F5, il cavallo per F5 e Jung avrebbe dovuto abbandonare. Dopo torre per D4 e per D4, chiaramente donna per D4 è inferiore per E per F5 e fiere F2, torre D8 e addirittura il nero avrebbe avuto un leggero vantaggio, quindi E per D4, a questo punto Jung può giocare E per F5 e qui Renstam avrebbe giocato donna D, ma avrebbe dovuto giocare donne cambiando le donne. Dopo donna D1, Jung attiva la donna E4, minaccia l'alfiere. E qui il bianco commette un altro errore, invece di giocare donna E2, proponendo ancora una volta il cambio delle donne, dopo donna per E2, alfiere per E2, cavallo per A4, torre per C8, alfiere per C8, torre C1, comunque Jung avrebbe avuto posizione superiore, ma non come, diciamo, in partita. Qui gioca torre F2, dopo cavallo E6, torre per C8, ecco qui Jung si disinteressa di questa torre
e gioca alfiere per D4, minacciando semplicemente donna per C2, ma la torre non può prendere perché è inchiodata. Quindi dopo alfiere per C6, qui Jung avrebbe potuto giocare semplicemente alfiere per F2, alfiere per F2, alfiere per C6, donna F1 con vantaggio decisivo per il nero, ma dopo alfiere per C6 gioca alfiere per C6, torre per C6, donna per C6. Ora è vero, il bianco ha una qualità in più, però la si vede a occhio che la posizione del nero è molto molto forte, infatti, anche se questa qualità chiaramente cade subito perché la torre è inchiodata, infatti dopo re H1, alfiere per F2, alfiere per F2. Quindi si è giunti in un finale di donna alfiere contro donna e cavallo. E diciamo è noto che nella maggior parte delle posizioni la donna si integra meglio col cavallo che non con l'alfiere. Quindi Jung diciamo a posizione superiore, anche perché ha 2 piloni in più, voglio dire, a parte avere donna e cavallo contro donna e alfiere. Infatti vince poche mosse. Cavallo F4 minacciando la casa G2, donna F1, ecco che cade il primo pedone. Il bianco gioca H4, donna C2, alfiere B6, cavallo E2 minacciando cavallo G3, doppio, donna E1, Jung cattura il pedone, è vero che cattura anche resta un pedone, ma dopo B3 è chiaro che quel pedone va a donna e quindi diciamo al bianco non resta che abbandonare. Spero insomma di aver in questo terzo video mostrato 3 belle partite di Klaus Jung con i pezzi neri e mi auguro insomma di aver fatto una panoramica molto dettagliata su questo sfortunato scacchista tedesco morto ad appena 21 anni in battaglia durante la seconda guerra mondiale, ad appena 3 settimane prima della fine della stessa. Insomma, è un peccato che simili campioni perdano la vita in questo modo stupido per certi versi, ma la mente umana è un abisso senza fondo. Jung ha voluto combattere la sua causa fino alla fine ed è morto in battaglia. Spero io nel mio piccolo di aver reso onore a questo piccolo grande campione degli scacchi semi dimenticato. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.